Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Verona Live. Oggi mercoledì 7 aprile 2021, mi sfuggiva la data. Abbiamo ospiti Silvia Nicolis del Museo Nicolis e Francesco Chiantera del Museo della Radio, li vedremo fra poco perché oggi parliamo del settore della cultura, degli spettacoli, un settore colpito chiaramente molto duramente dall'emergenza sanitaria, ma che è anche una ricchezza per il territorio veronese in chiave turistica, ma assolutamente una ricchezza per il territorio, appunto le realtà che vedremo stasera. E quindi do il benvenuto a Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis, e Francesco Chiantera, presidente del Museo della Radio. Buonasera. Buonasera. Questa sera avremo anche ospiti, i contributi degli ospiti dell'altra nostra trasmissione Buongiorno Verona. Ci saranno Giovanni Motta, un artista, e il direttore del Teatro Stabile di Verona, Pier Mario Vescovo, e sentiremo anche qualche spunto dalle loro parole. Allora, partiamo dal presentare al nostro pubblico le vostre realtà, sicuramente realtà note, e tra l'altro una nel cuore della città, l'altra nel cuore di Villafranca, ma lascio a voi la parola per festeggiare, per presentare. Ho detto festeggiare perché partiamo dal Museo Nicolis, che ha appena festeggiato i 20 anni. E allora vediamo, prima di lasciare la parola a Silvia Nicolis, chiedo alla regia di far vedere questo nostro articolo sul sito dailyverona.it. Il Museo Nicolis riapre, purtroppo qua era il momento in cui, anzi per fortuna era il momento in cui si riapriva a settembre, riapre al pubblico per celebrare i primi 20 anni e poi chiaramente si ripercorreva un po' tutta la storia di questo museo interessantissimo, ma lascio la parola a Silvia Nicolis che ci racconta un po' la storia in breve di questa chicca che abbiamo a Villafranca. Sì, allora buonasera a tutti. E allora il museo, per chi ancora non lo conoscesse, è un incredibile viaggio nel tempo, nella storia del Novecento, nell'auto, nella tecnica, nella meccanica, ma soprattutto nel genio dell'uomo, dell'umanità. Sono 10 le collezioni, la principale è quella di auto d'epoca, che sono circa 200 automobili, fanno parte del nostro patrimonio culturale, ma poi abbiamo anche moto, biciclette, strumenti musicali, macchine per scrivere, macchine fotografiche, volanti da Formula 1, veramente innumerevoli opere, diciamo, che raccontano la storia della società, ma anche la politica, il cinema, l'arte, come vi dicevo ce n'è per tutti, anche la moda se vogliamo. Il museo è tra l'altro un museo non convenzionale, nel senso un grande luogo di incontro dove noi organizziamo più o meno 70 eventi l'anno, per cui in realtà è molto dinamico e inoltre abbiamo anche una fitta collaborazione con il mondo del cinema, della moda, della musica, e questo ci aiuta ad essere molto interattivi anche con le generazioni più giovani. A settembre avevamo riaperto con tantissimo entusiasmo, convinti insomma che potesse essere un'apertura definitiva, ma così non è stato, e quindi poi abbiamo scelto di mantenere con una certa continuità la chiusura comunque al pubblico, ma speriamo di rivederci presto. Sicuramente, e poi adesso approfondiremo fra poco anche quelle che sono state le difficoltà di quest'anno, ma prima sentiamo Francesco Chiantera, che invece ci presenta il Museo della Radio. Allora, un altro gioiello che può vantare Verona. Sì, Museo della Radio che i 20 anni li festeggia purtroppo a museo chiuso, perché all'interno dell'Istituto Ferrari da 1 anno e mezzo possiamo più riaprire causa pandemia, ma soprattutto causa incompatibilità con il luogo, perché il troppo afflusso turistico ha creato un'incompatibilità, scusate la ripetizione, con la scuola. Gli studenti e i turisti non possono viaggiare. Fortunatamente abbiamo avuto la destinazione ad andare da Pertosa a Porta Nuova. Stiamo aspettando da gennaio essere contattati dal comune per avere le chiavi di Porta Nuova. Avremmo avuto piacere festeggiarli all'interno di Porta Nuova, ma
Nel mentre opteremo per altre location, anche perché siamo abbastanza spostiamo in varie location. Abbiamo la filosofia di riqualificare i luoghi abbandonati, chiudendo all'interno la cultura che abbiamo portato prima a Porta Nuova, poi è stata chiusa, sono stati fatti i lavori, ci è stata destinata, e apriremo il MURA, Museo della Radiocomunicazione Città di Verona, e nel mentre abbiamo rigenerato Porta Vescovo, dove siamo all'interno. Speriamo di poter riaprire al più presto, perché abbiamo avuto 2 anni abbastanza oculati. L'anno scorso abbiamo aperto 2 mesi, quest'anno non si sa. Comunque ve lo riassumo in un secondo il Museo della Radio. Il Museo della Radio ha quello che in questo momento ci sta permettendo di essere connessi e parlare lontani ma vicini. Abbiamo l'antenna di Guglielmo Marconi, l'antenna wireless dalla quale Marconi è riuscito a creare il segnale wireless Wi-Fi, il primo Wi-Fi della storia, antenna riconosciuta da Elettra Marconi, dalla principessa Elisabetta, antenna unica al mondo che permette questo, la connessione globale. È sicuramente una rivoluzione che ha dato tanto all'umanità, sostanzialmente. È stato, come già accennavano i nostri ospiti, un anno travagliato, un anno di chiusure più o meno a singhiozzo, e poi appunto, come diceva Silvia Nicolis, a un certo punto il loro museo ha deciso di chiudere. Come ci si riavvia a una riapertura dei luoghi di cultura in toto, dai musei alle gallerie d'arte, ai teatri? Oggi alla trasmissione Buongiorno Verona, appunto, come dicevamo, abbiamo sentito un artista, Giovanni Motta, e il direttore del Teatro Stabile di Verona, Pier Mario Vescovo. Allora sentiamo proprio Vescovo che ha descritto un po' questa situazione di limbo che stiamo vivendo un po' adesso, dove si intravedono le speranze per il futuro, per l'estate, ma ci sono ancora tanti dubbi, tanti punti di domanda. Allora sentiamo Pier Mario Vescovo. Come tutti ci siamo tra l'attesa della ripresa, poi scommettere su quando si può effettivamente ricominciare e la speranza. Allora, naturalmente il primo obiettivo da portare a casa è quello della continuità del lavoro e della ripresa del già almeno parziale del già programmato. Il che vuol dire per soprattutto le 2 stagioni, il grande teatro, divertiamoci a teatro, e la terza, la stagione, diciamo, del teatro di ricerca off, dedicata autunnale. Ecco, su questo lavoriamo e speriamo di naturalmente che per quella data tutto sia tranquillo e tornato all'ordine. Chiaramente i teatri ragionano sulle stagionalità, però anche i musei, sappiamo, non sono luoghi polverosi come nei luoghi comuni si dice, ma un esempio, ad esempio, il Museo Nicolis, che, come già ci diceva la Presidente, tante sono le iniziative, tante le novità. Come avete affrontato questo anno invece di stop, di chiusura? Quali sono le sfide che vi siete trovati ad affrontare per tenere vivo, per quanto si potesse, la vostra realtà? Allora, diciamo che superato lo shock del primo periodo, perché chiaramente dopo 20 anni di attività continuativa è stato veramente un trauma dover chiudere le porte, perché mai era successo e mai lo avremmo immaginato. È stata per noi comunque una grande opportunità, perché abbiamo e stiamo facendo tantissima attività digitale, abbiamo avuto l'opportunità di riprendere in mano tutte e 10 le collezioni e di valorizzarle a 360 gradi, perché tra shooting, approfondimenti storici, documentazione, abbiamo fatto anche un grande riordino dell'archivio, e collaborando poi con tanti altri musei e chiaramente con altri interlocutori, quindi devo dire che è stato comunque un anno proficuo. In modo particolare siamo stati iperattivi nel mondo del turismo organizzato, perché anche se il turismo è stato congelato, diciamo, per quest'anno, ci sono stati numerosissimi B2B internazionali ai quali abbiamo partecipato, continuando a proporre il museo e la destinazione Verona, per cui parlando sempre di tutto il territorio, ovviamente con un focus sulle nostre auto, però questo ci ha consentito di mantenere viva e aperta la comunicazione, e in un certo senso auspichiamo anche di riprendere presto
le attività, perché io dico sempre, se tu continui comunque a mantenerti collegato con il resto del mondo, appena loro possono ripartire hanno presente te, perché sei quello che un po' ha martellato, diciamo, per tutto il periodo, e quindi questo ci dà comunque dell'ottimismo, perché ci sono dei paesi addirittura che sono quasi in procinto di riprendere qualche viaggetto. Adesso non si può parlare di turismo di massa organizzato, però le compagnie iniziano comunque con i loro pass covid free, piuttosto che ad abituare l'utente a ricominciare a guardarsi anche intorno, ecco. Quindi un anno comunque in cui abbiamo colto tante opportunità che prima non c'erano. Ecco, e invece passiamo al Museo della Radio. Tra l'altro vediamo anche qui questo articolo del 10 marzo, un articoletto un po' laconico in cui si diceva Museo della Radio, posticipata all'inaugurazione, qui parlavamo ancora di Portavescovo, era il 10 marzo appunto un evento fissato per il 26 e si parlava ancora di adempiere alle misure di contenimento del coronavirus, poi sappiamo purtroppo come è andata. Francesco Chiantera, qual è stato lo shock per voi, per la vostra associazione in quel momento, e come avete tirato avanti quest'anno? Già qualche cenno ce l'ha dato prima. Hai detto bene, il mondo delle associazioni, siamo un'associazione no profit che viaggia in coesione con il territorio veronese da 20 anni. Un'associazione che cerca di fare sempre una riqualificazione e una cultura accessibile a tutti, una cultura free, una cultura ad ingresso libero. Portavescovo è stata all'inizio una botta incredibile, anche se ci siamo subito adattati al discorso digitale innanzitutto. Poi dovevamo fare il 26 l'apertura e dovevamo collegarci con Sydney, perché Marconi era collegato con Sydney, dovevamo far accendere le luci di Sydney col tricolore e quant'altro. Poi purtroppo pandemia, un disastro, e niente, abbiamo comunque aperto. Se tu vai sul sito museodelaradio.com puoi tranquillamente, con il nostro progetto digitale tourverona.com, puoi entrare dentro Portavescovo e come un videogioco camminare all'interno e accedere a tutti i contenuti. Questo progetto tourverona.com in piena pandemia l'abbiamo applicato intanto a 5 monumenti importanti della città, che sono l'Arena, Palazzo Barbieri, la Gran Guardia, Castelvecchio, la stessa Portavescovo, e anche alle periferie, Madonna di Campagna, il Lazzaretto e quant'altro. È un progetto enorme che ha bisogno di un sacco di fondi per andare avanti, e attualmente abbiamo sulla piattaforma questo. Come ti dicevo, il digitale, ok, il futuro, bello, bellissimo, una cosa stupenda, però a un certo punto stop, la gente vuole tornare ai musei, la gente vuole rivivere il museo reale, vuole vedere la cultura, vuole vedere i monumenti, vuole vedere la nostra città Verona, la nostra città d'Italia. E la botta è stata enorme, speriamo che il turismo torni, speriamo che i veronesi, sia con il Museo della Radio, con lo spettacolo che abbiamo a Verona, cominciano a vivere la propria città, perché mai come adesso dobbiamo essere uniti per la nostra città, uniti per Verona. Dunque invito tutti i veronesi ad andare al Museo Nicolis a vederlo, perché è bello, cioè veramente è una raccolta incredibile. Ci sono un sacco di musei, un sacco di realtà, ci sono il mondo anche delle associazioni. Noi lavoriamo in sinergia con delle associazioni, l'associazione quella di Forte Rudolf, che è il museo della seconda guerra, è qualcosa di incredibile, e non sono supportate. Cioè il comune dovrebbe cominciare a vederci, mi metto in prima persona, a vederci come delle risorse, non come degli antagonisti. Il mondo delle associazioni, l'associazione del Carnevale, cioè il mondo delle associazioni è il mondo che dà linfa vitale alla cultura della città, pertanto non chiede soldi, chiede collaborazione. Se siamo uniti, siamo tutti insieme, abbandonando i vari discorsi di antagonismo, ma nulla, portano a nulla. Siamo uniti per la cultura, ci rialziamo più forti.
Sicuramente questo è un messaggio all'unità importante e sicuramente condivisibile. Tra l'altro sottoscrivo anche la bellezza del Museo Nicolis, che ho avuto la fortuna di vedere qualche tempo fa. È veramente, senza nulla da togliere chiaramente al Museo della Radio, ma è veramente una realtà eccezionale. Le difficoltà che purtroppo hanno vissuto i musei sono condivise anche dagli altri settori della cultura. Allora sentiamo di nuovo Vescovo. Sì, allora sono iniziative di carattere simbolico, di marcare la presenza, di ricordare, visto che si accende la luce, di esprimere una speranza. Ecco, naturalmente dall'iniziativa simbolica alla pratica effettiva, e questo di mezzo c'è il terreno dell'incertezza, dell'attesa, della situazione difficile e quindi attendiamo e speriamo, come ho detto all'inizio. Qui c'era appunto, parlava Vescovo di un'iniziativa, accendiamo le luci del teatro, chiaramente per dare un po' di visibilità anche a quel settore. Un settore un po' diverso è quello delle gallerie d'arte, delle mostre. Sentiamo allora Giovanni Motta, che la collega Giorgia Preti questa mattina ha intervistato a Buongiorno Verona. Dal punto di vista delle mostre è stato molto, molto duro il momento, perché immaginate tutto il sistema dell'arte tradizionale che è concentrato sull'asse galleria, critico, curatore, collezionisti che vengono a vedere un'esposizione. Questo è stato completamente messo in grave difficoltà. E tutti gli artisti con tutti i loro programmi, tutte le gallerie con tutte le loro date che sono saltate, si sono trovate in pericolo e è stata un anno difficile. Ma l'arte, non c'è niente da fare, l'arte non muore mai, è proprio un argomento che sarà sempre dell'essere umano. Infatti è esploso questo movimento della criptoarte, dove non è necessario trasportare un dipinto, non è necessario muoversi per vedere un'esposizione virtuale, e quindi puoi ben immaginare, Giorgia, che successo possa aver fatto, perché tu con un semplice Oculus o semplicemente collegandoti a un sito puoi vedere l'opera di un artista semplicemente a casa dal tuo divano. Quindi da una parte è stato un disastro e da un'altra parte una nuova opportunità. Ecco, avevate anticipato anche questo tema, si parlava del digitale, abbiamo sentito Motta parlare, poi lui nella sua intervista, e tra l'altro invito gli spettatori ad andare a rivederla sui nostri canali perché è veramente interessante, parla delle novità dell'arte, di questa criptoarte, cos'è, e spiega anche da dentro cosa significa. Ma in generale comunque parlava delle iniziative, delle novità che arrivano grazie al web e che quest'anno sono anche esplose. Tra l'altro vediamo quello che citava prima Chiantera del teatro e della Porta Vescovo, e vediamo questo tour virtuale dove all'interno appunto si possono vedere. Io qua sono sul sito proprio del Museo della Radio, e quindi è veramente immersivo e si può vedere la realtà virtuale di Porta Vescovo. Ma già accennavate a questo tema, Chiantera, le tecnologie virtuali possono dare una mano o sono solo un palliativo alle difficoltà, e poi resteranno o hanno avuto un boom in questo anno dove non si poteva fare altro e quindi andranno un po' a perdersi, secondo lei? Ma secondo me la tecnologia virtuale ci sta, non dico un palliativo per diminuirla assolutamente, però ci può stare, voglio dire, è un contorno, è una cartolina in digitale che uno si porta a casa, viene in Italia, si vede l'Arena di Verona e da dopo ritorna in Canada e comodamente dal suo divano si rivede l'Arena di Verona, si rivede il suo percorso. Ci sta, è un palliativo, però vederla dal vivo, secondo me, dopo questo anno e mezzo di segregazione, purtroppo causa dell'emergenza in Italia, ma dopo questo anno e mezzo di segregazione, secondo me vengono a piedi a vedere, vogliono vederle dal vivo. Ecco, e invece Silvia Nicolis, poi sentiremo anche Vescovo che parla di un ritorno in sala imprescindibile per i teatri, è così anche per i musei? Immaginiamo già la risposta. Allora, sicuramente i musei sono luoghi molto sicuri, perché noi per natura eravamo abituati già da prima
ad adottare una marea di sistemi di sicurezza, ma soprattutto di igiene, di gestione dei flussi, per cui in questo credo nessun museo si sia trovato impreparato. Volevo dire una cosa anche sul digitale. Nonostante quest'anno lo abbia strausato, e sinceramente ne sono anche stanca, non vedo l'ora di tornare alle relazioni personali, non credo che il digitale, anzi non sostituirà mai le relazioni umane, perché comunque sono d'accordo con Francesco, noi nasciamo per essere creativi, per essere stimolati, per essere empatici, per respirare esperienze reali, e quello che è il pubblico sul posto, l'esperienza che fanno, non è assolutamente replicabile da nessun strumento digitale. Quindi io per prima sono esausta di tutte queste attività, diciamo, online, perché poi alla fine ti manca, inutile dirlo, ti manca l'adrenalina, non so, l'empatia, l'emozione, ma anche il sentimento proprio, no? Che percepisci quando hai davanti le persone. Quindi sicuramente la riapertura ci sarà, perché ripeto, musei e teatri, e secondo me di per sé sono strutture che da sempre hanno gestito flussi e molto bene, e appunto anche la parte della sicurezza non l'ho mai vista come un problema, perché gestendo anche persone diversamente abili, bambini, anziani, pullman, stranieri, cioè noi siamo abituati a fare questo. E poi la lasciamo andare, che sappiamo che ha un altro appuntamento. Le chiedo, prima di salutarci, 2 risposte lampo. Una richiesta, che richiesta fareste alla politica, alle istituzioni, quali sono le necessità del vostro settore, e poi un augurio invece per i suoi colleghi e per il mondo dei musei e della cultura. Allora, la richiesta che faccio continuamente alla politica è di toglierci gentilmente le tasse, ma in particolare rifiuti e via dicendo, perché non ne produciamo, abbiamo 6.000 metri quadrati da gestire, e ci aiuterebbero tantissimo se si riuscisse a togliere almeno quel peso, ma penso per tutti i musei. Invece a tutti i colleghi dico che sicuramente il futuro è nostro, perché come si diceva, arte, cultura, esperienze personali, eventi fanno parte della natura dell'uomo, per cui appena si potrà io sono certa che le persone ricercheranno di nuovo questa connessione, e poi ricordiamoci che nel passato si ritrovano anche tutte le risposte del nostro presente. Infatti ho visto che quando avevamo riaperto, ancora più di prima, le persone ci chiedevano la storia del fondatore, le origini, la storia dei nonni, cioè c'è proprio un forte desiderio di punti di riferimento, e la cultura, i musei, l'arte sono punti di riferimento stabili che nessuno ci porta via e nessuno ci può negare, ecco. Allora, grazie a Silvia Nicolis anche per questo bell'augurio a tutto il settore, grazie per essere stata con noi, e la lasciamo al prossimo Grazie, impegno. Un saluto anche a Francesco, un saluto a tutti. Grazie, arrivederci. Restiamo con Francesco Chiantera, e però prima sentiamo anche quel contributo che dicevo di Pier Mario Vescovo, che parla dell'importanza appunto del essere in presenza per i teatri. Abbiamo poi riprese di spettacoli come il Silent Dante, che è uno spettacolo che aveva fatto Paolo Valerio, che è uno spettacolo itinerante. Quindi ci sono anche delle modalità di spettacolo che dovrebbero consentire anche dei numeri più piccoli, qualcosa che si svolge all'aria aperta, che porta le persone in giro per la città, diciamo così, e quindi anche se naturalmente il ritorno non solo simbolico ma anche simbolico alla sala teatrale è qualcosa di fondamentale e imprescindibile, come si dice. E a proposito di sale e di spazi, dicevamo prima della diretta che tutte le radio, tutto il materiale che state raccogliendo, oramai non sapete più dove metterlo, avete veramente un patrimonio enorme che deve essere valorizzato. Allora, Chiantera, ci racconti un po' di quali sono gli spazi che attualmente occupa il Museo della Radio, e invece anche qualche proposta che avete fatto. Allora, come dicevo prima, il Museo della Radio è chiuso quasi da 2 anni nella scuola, perché non può più continuare questa collaborazione, che è bellissima, perché all'interno del museo sarebbe non solo in Europa, e l'unico al mondo riconosciuto dalla con oltre
immagine tematica di radio, però 3.000 metri quadri, purtroppo chiusa, museo che viaggiava dai 7, 8, 9.000 visitatori l'anno nel sottoscala di una scuola, stiamo parlando del sottoscala. La collezione è enorme, continuiamo a ricevere collezioni, donazioni e siamo partiti con questa filosofia e non mi abbatto mai. Sono partito con questa filosofia, ho chiesto porta nuova, è stata utilizzata la porta, è stata utilizzata, l'abbiamo aperta, abbiamo fatto la mostra da Marconi a Jobs, la storia della comunicazione. Aveva sviluppato quasi 5.000 visitatori in 3 mesi, poi ho fatto mente locale, ho detto ma ho questa situazione drammatica all'interno della scuola, museo che sviluppa un tot di visitatori all'anno, è andata bene questa mostra all'interno di Porta Nuova, perché non posso chiedere al comune in collaborazione di avere la porta? Sono un'associazione, le altre porte sono tutte occupate da associazioni, perfetto, ho fatto il mio percorso, mi è stato chiesto addirittura una manifestazione di interesse, Dante abbia già fatto vedere prima che una mostra del genere aveva portato. Abbiamo fatto questa manifestazione di interesse, siamo stati alla mercé del sito comunale per 40 giorni, nessuno ha offerto un progetto migliore, c'è stata assegnata. C'è stata la pandemia, c'è stato il procrarsi dei lavori, per carità, doveva essere ad agosto, ho appreso dalle televisioni che la porta è stata restaurata. Io ho la mia delibera di giunta con l'assegnazione della porta a 5 anni che sto attendendo da gennaio, da quando è stata presentata. Devo ancora essere chiamato dal comune di Verona per consegnarmi le chiavi per poter accedere alla porta e fare il MURA, Museo della Radiocomunicazione, progetto accettato dal comune che in questo momento purtroppo non ho nessuna comunicazione. Parallelamente, da parte mia non c'è nessuna polemica, voglio omettere. No, certo, descriviamo il percorso che ha fatto la vostra associazione. Ho fatto tutto il mio percorso, ho accettato i vari paletti che sono stati messi e ho ottenuto quello che giustamente da parte mia era scusate la parola. Parallelamente a Porta Nuova ho detto il museo è chiuso, perché la stessa filosofia, la stessa modalità che abbiamo utilizzato per Porta Nuova non la possiamo utilizzare per altri monumenti abbandonati? Siamo guardati in giro, Porta Nuova, Porta Vescovo, abbandonata, tranne qualche sporadica manifestazione di qualche 10 giorni, però non portano a niente. Porta Vescovo è una grande dittatura che deve essere fatta sempre. Abbiamo instaurato BR900, Verona 900, dedicata alla storia comunicativa di Porta Vescovo, la storia della comunicazione di Porta Vescovo. Ripetitore radio di Castel Pietro, donatoci dalla RAI, dedicato a Gugliero, macchina da cinema dello Speraldo di settembre, e macchina tipografica della Mondadori, sempre di via San Lazzaro. Abbiamo fatto un museo, tanto abbiamo riabilitato una porta che era defunta, soprattutto per la zona borderline, che da veramente paura. Noi ci siamo tutti i giorni e monitorate la porta, però è veramente, io non invidio assolutamente il lavoro della municipale e neanche degli operatori ecologici dell'AMIA, perché poveretti, veramente tanto di cappello, e guarda, anche con gli stivali di amianto. E continuo il discorso di Porta Vescovo, l'abbiamo riconsegnata ingresso libero. Abbiamo, su 2 anni che ormai ci siamo, abbiamo purtroppo lavorato un paio di mesi quest'estate, abbiamo avuto un buon successo. Per me è già un successo vederla passare e vedere che all'interno c'è un'operazione culturale di riqualifica. Pertanto, riallacciandomi al discorso di quello che chiedo, senza nessuna genere di polemica, mi riallaccio al discorso che avevo fatto alla mia, quello che chiedo al comune è di capire che chi fa cultura non è di passato, c'è stato, c'è e ci sarà, ci deve essere la cultura sempre. Dunque noi facciamo cultura, conosciamo le criticità della cultura, superiamo le cose, però le cose vanno superate insieme, non ci devono essere paletti o antagonismi. Il mondo delle associazioni è un mondo che va
supportato dalla politica, è una risorsa imprescindibile. La cultura a Verona sono le associazioni che ci mettono il lavoro sia economico, perché abbiamo investito sia per Porta Nuova che per Porta Vescovo, abbiamo investito tutto il nostro lavoro fisico e il supporto economico l'abbiamo fatto noi, non abbiamo chiesto niente al comune, abbiamo potuto fare il progetto, abbiamo iniziato, per carità, non prevedevamo questa emergenza sanitaria, questa pandemia, però vabbè, ci sta, stiamo andando avanti. Quello che chiediamo è una collaborazione a livello proprio comune. Ci siamo, aspettateci, che siamo la voce del popolo, siamo quello che è la porta sarebbe una discarica a cielo sereno, non merita un patrimonio UNESCO, cioè non può una porta sia Porta Nuova che Porta Vescovo. Pertanto sono contento di Porta Nuova, spero che mi ascoltino con Porta Vescovo, e poi, vista la vastità delle cose, abbiamo fatto anche delle richieste. Ci siamo offerti su Castel San Pietro conglobare totalmente il Museo della Radio, i 3.000 metri quadri del Museo della Radio, conglobarli all'interno di Castel San Pietro, magari in sinergia con altre associazioni, con altri musei, con altri percorsi culturali, e creare sì un museo della città, un museo appetito che faccia salire i turisti, che faccia vivere il turismo a Castel San Pietro, uno spazio dedicato ai bambini, far capire ai bambini com'è la cultura, com'è stata la comunicazione, che adesso su un cellulare hanno tutto. Una volta non era così. C'era una storia della tipografia, una storia della radio, una storia dei video. Pertanto la mia offerta è creare un museo, una città della comunicazione. Sarebbe una cosa stupenda. Secondo me è sempre un mio punto di vista. Io mi offro collaborare e a 360 con. Ecco, tra l'altro questa è una visione anche del futuro della città, del futuro che dove le associazioni, dove la cittadinanza risistema certe zone, anche magari abbiamo visto un po' più in difficoltà, come può essere Porta Vescovo, ma anche zone di pregio dove sono già conosciute come Castel San Pietro, e darle nuova vita e dare nuovi stimoli culturali sono sicuramente ricchezze anche per il mondo del turismo, che sappiamo essere uno delle voci maggiori a Verona per quanto riguarda il giro d'affari. E tra l'altro chiedo alla regia di far vedere un attimo il mio schermo, perché vediamo proprio sempre dal 360 che vedevamo prima il ripetitore che ha citato Francesco Chiantera, quello della Rai. Eccolo qua, speriamo di andare a vederlo in presenza il più presto possibile. Parlavamo di visioni per il futuro del Museo della Radio, sentiamo le visioni per il futuro di Vescovo per il mondo del teatro. Per la direzione del Teatro Stabile sono appena entrato, come dicevamo prima. Mi propongo naturalmente la continuità con la storia del Teatro Stabile, qualche lieve aumento di perimetro, di percorso, anche usando un po' il mio primo mestiere, che è quello di professore universitario. Mi auguro che il Teatro Stabile sia un punto di riferimento, come per tutte le altre realtà teatrali veronesi, e quindi di collaborare con gli enti, con il Comune, la Regione e gli altri. Stiamo facendo bandi, progetti, di tutto e di più, e naturalmente però attendiamo il ritorno alla normalità. Ecco, forse è importante aggiungere quello che ho detto: abbiamo anche un progetto per l'estate teatrale veronese, di cui non parlo adesso, e naturalmente in generale l'estate teatrale veronese sarà qualcosa di importante per marcare questo ritorno alla normalità. Soprattutto gli spazi aperti consentiranno anche come avviene per le altre attività, un ritorno alla normalità attraverso dei luoghi meno contaminati e contaminanti. Ecco, questa è
una speranza e anche qualcosa di più. Ecco, intanto speriamo che prosegua rapidamente il piano delle vaccinazioni. Io come docente sono già vaccinato, spero che lo sia per anche altre categorie, anche questa naturalmente è una cosa importantissima per tornare a frequentarci. Comunque siamo diventati arancioni ed è già un segno di colore meno intenso, meno cupo, che ci fa sperare. E un altro segno di ripartenza, e riguardiamo un altro articolo sul nostro sito Daily Verona, un articolo di Alice Martini sul Love Museum, tutto pronto per l'apertura del museo dedicato alla lirica a Palazzo Orti Manara. Appena la situazione pandemica lo consentirà, aprirà anche il Love Museum, e qui vediamo anche qualche foto suggestiva della location. E allora ci racconti, Chiantera, anche questa novità, questa altra proposta per guardare di nuovo al futuro? Sì, è un progetto. Allora, noi siamo abituati ai progetti a pensarli e farli. Fortunatamente il mondo privato è così, fortunatamente, nel limite del possibile. E abbiamo allestito tempo record, grazie esclusivamente a Cerea Banca, la sede di Cerea Banca, Palazzo Orti Manara, uno, se non il palazzo più bello del perché è qualcosa di eccezionale. Grazie a Cerea Banca abbiamo potuto realizzare questo progetto culturale, questo Love Museum, Lyric of Verona Spirit, museo dedicato alla lirica veronese e internazionale, un museo incredibile, un museo che incredibilmente manca a Verona. Verona, città della lirica, non ha un museo della lirica. Ha avuto la parentesi sfortunata di contenitore Palazzo Orti attualmente e basta, nient'altro. Non c'è un museo della lirica. Ci sono state delle mostre anche lì sporadiche che io parlo molto trasparente con te, sono cose che non capisco sinceramente. La città di Verona con l'arena deve avere fatto bene. Fortunatamente, grazie al fondatore storico del Museo della Radio, papà che ci sta ascoltando, che saluto, Alberto Chiantera, che cura il Museo della Lirica, lo curerà lui il Museo della Lirica all'interno di Manara. Abbiamo una collezione sterminata di grammofoni d'epoca con dischi originali delle vestiti. Abbiamo tutto quello che è di Giovanni Zentelli, dal disco dell'esordio in Pena alla poltrona dove si appoggiava per pensare, per ragionare, dove pensava ai telegrammi che inviava all'America con l'amico Noederle, che si scambiavano. Abbiamo un'enormità sterminata di abbigliamento, gioielli, strutture, poltrone, tutto quello che è la storia lirica ed internazionale, perché non tutti sanno che se c'è il Festival Lirico e se c'è Maria Callas si deve tutto a Giovanni Zenatello, primo direttore artistico del Festival Lirico di Verona, e soprattutto Giovanni Zenatello ha scoperto Maria Callas e noi la battezziamo sempre Maria Meneghini Callas, ed è nostra, la sentiamo quasi veronese, Maria Callas. Grazie a Zenatello abbiamo incredibile ed internazionale. Abbiamo il di Maria Callas, abbiamo dischi di Minutili, una cosa incredibile. Ederle, tenori e soprani che i veronesi purtroppo non conoscono. Il Lyric of Verona Experience è studiato per conoscere i veronesi, tenori e soprani di Verona, che hanno reso famoso il nome di Verona nel mondo. Nino Ederle, Nino Martini, che non si sa neanche chi sia a Verona, hanno cantato e hanno riempito il Metropolitan di New York. Cioè, cose incredibili. Abbiamo i telegrammi che si scambiavano, Nino Ederle che chiedeva a Zenatello quanto ha fatto il Verona. Cioè, cose incredibili, cose particolari, cose belle che la cultura va raccontata, la cultura va fatta così, secondo me, va raccontata sempre la storia, e le storie, se sono in questo caso reali. E quindi non vediamo l'ora di poter vedere anche dal vivo questa altra realtà e questo altro gioiello. Noi siamo pronti.
Esatto, appunto, appena si potrà partire, si partirà, e speriamo che, anzi sicuramente sarà apprezzato anche da chi conosce Verona per la lirica. Magari i famosi turisti che vengono d'estate per la lirica avranno anche questa altra opportunità per vivere appunto questa passione. Chiudiamo con anche qui un auspicio, un augurio che fa ai suoi colleghi, come abbiamo sentito prima quello di Silvia Nicolis, anche un messaggio un po' di speranza. Il Museo della Radio, abbiamo visto, non si è mai fermato e guarda al futuro con fiducia. Che messaggio vorrebbe lasciare ai suoi colleghi e poi anche al pubblico che prima o poi tornerà nelle vostre sale, nei vostri musei? Ora più che mai, come ho ripetuto prima, bisogna essere uniti per la nostra città, uniti per Verona, per ripartire assolutamente alla grande, tutti insieme. Zero preconcetti, bisogna essere uniti per la nostra cultura. Invito tutti i veronesi a visitare Verona. Visitate la vostra città, è la città più bella del mondo, è incredibile, è una città a misura d'uomo. A piedi vedi delle cose. Io, quando posso muovermi, sempre emergenza permettendo, vado subito in centro, vado a visitare, vado a vedere, perché ci sono delle cose che non hai mai visto, cose che pieno di gente, per carità, che torni pienissima di gente, però adesso vedi delle cose, noti delle cose che ci pensi, sono incredibili, alzi la testa e vedi la meraviglia, ed è un dispiacere, da veronese lo dico, un dispiacere enorme, anche se non siamo nel pieno del turismo, anzi zero turismo, enorme. Il giorno dei 700 anni la statua di Dante sia stata chiusa, cablata, incartonata. Si poteva fare prima, questo non è una tirata di orecchie, però magari, ecco, vederlo chiuso Dante, per carità, verrà riaperto, però quello che era una cosa da vedere, ecco, nient'altro. Per il resto... Quindi anche un invito alla cultura, approfondire la cultura della propria città sotto tutti i punti di vista, guardarsi anche attorno. Effettivamente spesso si guarda ad andare, magari, per carità, in vacanza in altri stati, in altre città estere, europee o meno, però la ricchezza che abbiamo a Verona non bisogna dimenticarla, e giustamente anche solo passeggiando per il centro, e non solo per il centro, si trovano veramente delle... A Verona abbiamo una statua dedicata, adesso mi ricordo il nome perché comincio ad avere anch'io, comincio ad andare su con gli anni. Abbiamo una statua dedicata in via Roma, una statua dedicata al primo pilota motomondiale di Verona. Avete occasione di andare a vedere, dove c'era, e adesso dovrebbe bar, dove c'era l'ex territorio davanti alla gelateria. C'è in quella aiuola lì, coperta da foglie, coperta da erbacce, c'è la statua bellissima avveniristica del primo pilota di MotoGP che ha vinto il primo moto mondiale, era di Verona. Cioè, sono delle cose che non sono valorizzate per quello che meritano, basta più di attenzione, in questo caso coesione con le associazioni. Abbiamo il mondo delle associazioni che lo farebbe di cuore di tenere sott'occhio queste cose che sono abbandonate, perché il comune con la buona volontà non può guardare tutto, ha bisogno delle associazioni che lo supportino, ha bisogno del volontariato, della cittadinanza attiva, bisogna essere uniti tutti insieme per tirar fuori queste cose che sono abbandonate. In alternativa poi fanno la fine di Porta Vescovo, di Porta Nuova, che diventano dei dormitori, delle discariche a ciel sereno. È bello parlare di patrimonio UNESCO, però il patrimonio UNESCO va valorizzato, va tenuto sott'occhio e bisogna purtroppo allargare le vedute, bisogna essere chioccia, bisogna capire che nessuno porta via niente a nessuno, bisogna essere coesi e uniti per il bene comune. Il bene comune è far vedere il più possibile la nostra città ai turisti. Bellissima l'Arena, bellissima Romeo e Giulietta, ok, però ci sono delle cose che sono incredibili. Cioè, io adesso spezzo una lancia a favore del Museo della Radio. Abbiamo la Sacra Sindone della Comunicazione, l'antenna di Guglielmo Marconi, l'antenna che ci permette di connetterci oggi grazie alla tecnologia wireless. Cioè, la gente deve venire a Verona a vedere anche questo.
deve andare al Museo Nicolis a Villafranca a vedere quello, deve andare, cioè Verona è piena di cultura, deve essere una città poliedrica, una città aperta a qualsiasi genere di cultura, non deve essere preconcetto di nessun genere. L'Arena è la cosa più bella che abbiamo in assoluto, va valorizzata al massimo, va tutelata al massimo, e se non si può vedere l'Arena si andrà a vedere qualcos'altro. Abbiamo veramente tantissima cultura. Vai nelle altre città e ti mettono una sedia in un angolo e ci creano un museo attorno. È brutto da dire, ma noi abbiamo veramente, forse abbiamo troppa cultura. A questo punto mi viene da dire che forse abbiamo troppa cultura e troppi contenitori abbandonati. Sicuramente non sediamoci sugli allori dell'Arena, ma c'è tanto altro da scoprire e da valorizzare. Allora grazie ancora Francesco Chiantera per questo intervento questa sera, ci ha dato anche dei bei spunti di riflessione, lo ringraziamo e sicuramente poi quando si ripartirà seriamente magari torniamo su questi schermi a parlarne. Grazie ancora Chiantera, buona serata. Poi grazie di cuore e venite sempre a vedere, andate sempre a vedere la vostra città, Verona, che è la città più bella. Sicuramente. Allora ringraziamo di nuovo il nostro ospite e chiudiamo questa serata. Vi ricordo alle 21:30, oggi non alle 21 come al solito, ma alle 21:30 sul canale 640 del Digitale Terrestre va in replica questa trasmissione, altrimenti la ritrovate sempre come sempre sui nostri canali e sui nostri canali social, su YouTube e su Facebook. E di nuovo poi vi ricordo, domani torneremo a parlare anche di temi vicini a quelli che abbiamo trattato oggi. Parleremo del turismo e delle difficoltà anche dei ristoratori, ma anche in chiave di valorizzazione. Come abbiamo visto oggi, il valore delle realtà culturali, ci sono tante altre realtà che possono aiutare Verona a ripartire dopo questa brutta botta dell'emergenza sanitaria. Quindi vi invito di nuovo a continuare a seguirci sui nostri canali e buona serata e buona continuazione con le nostre trasmissioni alle 20:45, la trasmissione Calcio di Serie. Buona serata.